5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Trattoria da Gesuino, in via Torres 17 a Sassari. La Vela, hotel, ristorante, pizzeria, a 10 km dalle Terme di Casteldoscio. La Vela, hotel, ristorante, pizzeria, La Modizza, Valle Doria. La buona cucina, la scelta e la freschezza dei prodotti. Ristorante e pizzeria La Volpe, località Tanaunella, Budoni. La Volpe, il locale Doc. Dietro le quinte del Consiglio provinciale della provincia di Sassari non poteva certo mancare l'assessore all'ambiente, il dottor Pino Ortu, sassarese direi veri doc, ma anche un grande amante dell'ambiente e di questo assessorato a cui tiene tantissimo. Buonasera, ben trovato. Buonasera a te, Pole, a tutti gli telespettatori. Sì, dietro le quinte, diciamo, in un angolo, in una stanza, in un corridoio dell'amministrazione provinciale, perché in sala c'è consiglio, quindi ci siamo appartati un attimino con te. Sì, tu hai detto amante dell'ambiente, sicuramente sì, è un assessorato che abbiamo voluto, io in particolare, perché riteniamo importante comunque cercare di tutelare, migliorare quello che è l'aspetto ambientale del nostro territorio, ma non certo per il gusto di tutelarlo, ma soprattutto perché comunque in un contesto poi di difesa dell'ambiente c'è un discorso di sviluppo che può sicuramente portare grandi risposte di carattere economico al nostro territorio. Grandi cambiamenti, devo dire, per l'ambiente, ma non solo, per una provincia con sempre più poteri, ma il Presidente Soro vi sta in qualche modo aiutando per salvaguardare questo ambiente che ha tanto bisogno, insomma, di essere anche protetto in qualche modo? Beh, la Regione sì, sta cercando di impegnarsi in questa direzione. Chiaramente per quanto riguarda le deleghe c'è ancora parecchio da fare, sicuramente c'è da definire meglio quelle che sono le materie che poi dovranno essere trasferite e gestite dalla provincia, e comunque si è sulla buona strada, sta cercando assieme di fare un programma che poi consente di arrivare a quelle soluzioni che un po' tutti ci aspettiamo. Grazie Assessore, la saluto, buon lavoro, arrivederci. Grazie, parimenti. Bentrovati, siamo alla Maddalena, siamo in compagnia del signor Sindaco Angelo Comiti. Giornata importante quella di quest'oggi, perché ci piacerebbe sapere poi cosa succederà a questi signori che dall'America portano anche il lavoro qui alla Maddalena. Beh, diciamo che dal 23 novembre del 2005, da quando Ransfield e Martino hanno annunciato che gli americani andranno via dalla Maddalena, sul fronte pratico in riferimento a questa dichiarazione non è successo ancora molto, nel senso che i tempi e i modi dell'allontanamento degli americani sono ancora tutti da stabilire. In questi mesi, da novembre ad oggi, diciamo, io ho avuto la possibilità di interloquire sia con l'ambasciata americana che con il governo americano attraverso i suoi rappresentanti in loco e non solo, e che gli americani vadano via è una cosa certa. Diciamo che ci sono da regolare ancora le modalità del loro allontanamento, e per quanto mi dicono anche a livello americano il tutto potrà in qualche modo subire un'accelerazione, o perlomeno potrà essere puntualizzato dopo le elezioni con l'insediamento del nuovo governo. Qualcuno alla Maddalena, qualche abitante del paese ha detto: se andranno via gli americani andranno via veramente tanti soldi, perché sono tanti e creano un indotto commerciale. Non c'è dubbio, gli americani qui in qualche modo garantiscono un'economia di un certo tipo, ma io sono molto fiducioso, perché i soldi che andranno via con la dipartita degli americani potranno sicuramente rientrare quando riusciremo a far decollare davvero qualche struttura in questa città e ci rivolgeremo finalmente in modo libero nei confronti di quella che è l'economia per la quale siamo più vocati, credo, che è quella turistica.